Venerdì 28 dicembre il Coro Lirico San Giovanni e l'orchestra bielorussa Chernobyl National Orchestra si sono esibiti sul palco del Cinema Teatro Astra, protagonisti del concerto di fine anno. La serata è stata introdotta dal saluto dell'assessore Marco Taietta in rappresentanza dell'amministrazione comunale e da Paolo Piubelli dell'associazione Crescere Insieme Onlus, che con l'associazione Noi per Lorenzo ha ringraziato il numeroso pubblico per le offerte raccolte durante la serata, a sostegno delle due associazioni. Sono Novarini, presidente del Coro Lirico San Giovanni, coro che si è formato circa 4 anni fa e ormai raggiunto 40 componenti. Ormai siamo conosciuti a livello regionale e anche di tutta l'Alta Italia, collaboriamo con orchestre importanti e questa sera ne è la dimostrazione che collaboreremo con un'orchestra ucraina che abbiamo intercettato durante il loro tour invernale. Questa sera, oltre che a questa orchestra internazionale, avremo la presenza di un direttore d'orchestra conosciuto in tutto il mondo che è il maestro Maffeo Scarpis. Durante l'esecuzione eseguiremo vari pezzi, soprattutto sono brani che si sentono poco durante i concerti. Faremo dei brani scelti dall'opera Zorba il Greco di Theodorakis, dei brani dalla cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e per finire da Tchaikovsky i brani scelti dall'opera Onegin. Questa è anche l'occasione per fare auguri di un buon anno 2013 a tutti i concittadini di San Giovanni Lupatoto.